Questo programma è offerto da Studio Architetto Luciano Colombo, Alta Hotellerie. You ready? TG Flash C'est la vie, il telegiornale delle buone notizie, vi dà il benvenuto. Torna nuova, da cima a fondo, ma soprattutto nello spirito e nella vocazione di mercato, uno dei modelli più apprezzati tra le berline compatte. Vediamo insieme la nuova Kia Rio. Punta sul design e sui contenuti tecnici d'avanguardia, con una estetica assolutamente innovativa. Le spalle larghe e l'inclinazione del lunotto rendono la coda slanciata come quella di un coupé. Nuovi motori super efficienti, uno a benzina ed un paio a diesel, 3 o 4 cilindri, tutti Euro 5, a vantaggio dei consumi e delle emissioni di CO2. Anche la quarta generazione dispone dell'esclusiva garanzia valida per 7 anni o 150.000 km. Unione fa la forza. Un'azienda italiana sostenuta da grandi artisti, una favola che diventa realtà. Mariela Burani, una storia a lieto fine. Sono entrata in contatto con Mariela Burani tramite il professor Masetti, che è un oncologo del Gemelli e con il quale da anni collaboro per la Susan Komen, che è la Race for the Cure, una corsa che facciamo ogni anno per la lotta del tumore del seno. E mi ha detto: guarda, c'è Rossella Strippoli, che è un commissario, che ci ha proposto di fare la campagna pubblicitaria per la Mariela Burani, che è stata commissariata, e che cercavano un testimonial, e noi abbiamo suggerito te. E quindi l'ho incontrata, abbiamo parlato a lungo dell'azienda, mi ha detto che è un'azienda fantastica, piena di artigiani meravigliosi che fanno non soltanto gli abiti, ma creano veramente delle opere di cui esserne fieri. E quindi ho accettato di fare la campagna, devolvendo tutto il mio compenso alla Komen, perché comunque secondo me se fai una campagna del genere per salvare un'azienda è giusto che questi soldi servano anche per poter aiutare chi dalla vita non ha avuto tanto. È iniziata questa avventura fantastica che mi ha portato a conoscenza di un altro mondo, che è il mondo appunto della moda, che un po' mi appartiene, perché comunque da donna logico siamo affascinati tutti dai begli abiti, dagli accessori, ma dietro un abito non c'è soltanto un abito, dietro un abito ci sono anche gli artigiani, queste persone meravigliose che stanno sempre nell'ombra, che muovono una macchina meravigliosa che è quello del business in Italia. Non è soltanto più il rapporto con la moda, diventa un rapporto anche con le persone, con tutte queste eccellenze in Italia che ci rendono fieri di essere italiani. Una linea di moda studiata appositamente per i Chihuahua. I nostri amici a quattro zampe sfilano con gli abiti gioiello adatti anche alle più eleganti serate di gala. Chihuahua! Sono contenta, felicissima dei cagnolini che sono stati bravissimi. La mia ispirazione è la mia cagnolina è stata in realtà, perché vestendo lei, camminando in giro con tutte le persone che mi fermano e mi chiedono dove prendi i vestiti, perché no, faccio una linea tutta mia, Dana Ferrara e Tiffany. Luogo ideale per riunire moda, arte e design. Ma cosa hanno in comune? A Milano Meritalia promuove Made in Italy.
Vanno di pari passo, sono come due binari paralleli, perché se lei osserva anche a questo evento vedrà che molti pezzi di design, che sono poi di famosissimi architetti, da Bellini a Novembre a Gaetano Pesce, si sposano perfettamente con gli abiti di Crivelli. Un viaggio all'interno delle geometrie, delle forme. In questo caso ho riproposto un ritorno e una riscoperta delle geometrie cubiche, rendendoli però femminili, quindi da un concetto di ingegneria quasi meccanica si arriva alla creazione dell'abito femminile per rendere la donna, secondo me, affascinante, sexy. Nei miei capi si vedono spesso delle reminiscenze dei grandi designer milanesi, da Ponti a Colombo. La moda, diciamo che potrebbe travestire, il gioco del travestimento è cultura. Se è fatto con la giusta misura è quello che dà ironia, e secondo me è giusto anche che ognuno di noi infatti dia, il proprio concetto di travestimento, cioè la propria idea di travestimento. Poi giustamente ogni donna deciderà se vestirsi da cubic couture o vestirsi in altro modo, però in fondo questo divertimento è un divertimento culturale. Noi ce la mettiamo tutta a dare almeno questo aspetto, questa allure a quello che facciamo, per non renderli solo vestiti. Ho voluto portare la tradizione siciliana a Milano, innanzitutto con un gioiello dedicato alla dea di Morgantina, un'opera d'arte che è ritornata in Sicilia dopo 30 anni dal Polghetti Museum di Malibu. Un'altra delle mie iniziative è quella di rispettare in toto il Made in Italy, dal packaging al prodotto finito. Un altro oggetto realizzato da me assieme a dei disegnatori e a dei collaboratori di Valenza che producono per me è un paio di orecchini con un particolare sistema di incastonatura che si chiama Microset. Nella fattispecie su questo gioiello noi apponiamo il primo e unico marchio di qualità esistente in Italia sulla gioielleria, che certifica appunto l'incastonatura a microscopio. Questi gioielli in edizione limitata sono realizzati con un antico sistema di ricamo che ha origine nel 1400, che è il tombolo, che intreccia assieme fili in oro e filo di seta. Vi siete mai chiesti come nascono i cassonetti dei bagni? Noi sì. Vi presentiamo Cariba, la regina dei bagni. Prende il nome dal lago Kariba, un grande lago artificiale al confine tra Zambia e Zimbabwe, formatosi dopo la costruzione della diga Kariba sul fiume Zambesi. Sulle sponde di un lago artificiale, circondata dal verde e a pochi chilometri dal mare, tra la Liguria e la Toscana, sorge una delle aziende più prospere del panorama imprenditoriale italiano. Modello ed esempio, nasce 50 anni fa come piccola azienda di produzione e, adeguandosi ai tempi, mantenendo l'alta qualità e la semplicità nel montaggio, oggi l'azienda, produttrice e leader nel settore dei cassetti per i bagni esterni e soprattutto interni, è diventata una SPA ed è definita la regina. Cariba è la prima azienda produttrice in Italia per quanto riguarda le cassette da esterno. Esiste anche la cassetta da incasso. La cassetta incasso viene realizzata tramite il processo di soffiaggio della materia plastica. Il materiale ABS ci permette di realizzare delle cassette che mantengono il loro colore bianco nel tempo e hanno un'elevata resistenza agli urti. Questo permette di ottenere un prodotto di alta qualità. Il materiale viene immagazzinato nei silos che abbiamo all'esterno dello stabilimento. La trasformazione del prodotto avviene per presso iniezione dalla forma in granuli trasformato in materiale fuso e iniettato in uno stampo che ci permette di realizzare l'oggetto finale. La cassetta di risciacquamento a bordo macchina viene completata di tutte le parti accessorie, viene poi inscatolata e disponibile per il magazzino. Per stimolare le papille gustative, il giovane chef Alessandro Negrini ci racconta la sua versione del tiramisù, il tiramisud. Sopra un biscotto savoiardo abbiamo messo una crema di yogurt e vaniglia haitiana. Dopodiché abbiamo aggiunto una crema di ricotta di bufala campana, abbiamo aggiunto i capperi di Scauri Pantelleria canditi da noi, la loro acqua di marinatura, quindi una nota di sapidità, abbiamo aggiunto il marsala ridotto a caramello, la scorza fresca di limone della costiera amalfitana, questo che sembra cacao ma è un cristallo di cioccolato frullato da noi, e abbiamo disposto una menta fresca che dà un tono di vivacità a questo tiramisud. Seduzione, fascino, eleganza ed esclusività.
per esprimere la propria personalità con classe, unicità e passione. Le novità per la Lori Blu innanzitutto è il colore. Preziositi con cavigliere, con i nostri strass, con i pitoni, magari con accessori di Swarovski o pietre. L'uomo è molto bello, vedete ha già la scarpa e quindi da una scarpa così ci si aspetta comunque un uomo molto importante, un vero uomo. La novità poi di quest'anno è il nostro beauty, che è un beauty personalizzato, e queste scarpe sono personalizzato il sottopiede con il nome dell'acquirente, un prezioso cofanetto per una preziosa scarpa per la sposa, veramente qualcosa di chic. Scarpe ricamate, scarpe con gli strass, con le perline, col ricamo artigianale sul raso, quindi è veramente una collezione splendida per il giorno più importante. Il laboratorio è dedicato agli artisti e all'arte a 360 gradi. Apre a Milano il primo consorzio europeo. Ce lo racconta Manuel Manima, voce ufficiale. Nasce il primo consorzio laboratorio dedicato agli artisti e all'arte. Un incontro tra artisti provenienti da tutta Italia ed Europa. Il primo appuntamento si è svolto in Lombardia, a Milano. Erano presenti 16 tra artisti di varie discipline che si sono esibiti nelle loro performance. Il DJ Mauro Del Principe, la cantante venezuelana Anita Sanchez, il gruppo emergente Dedalo, la band Alibi Fulmine, la campionessa mondiale di danze orientali Anan, la DJ Yaya Konakova, Cristian Angelo, accompagnato dal maestro Caruso, un ospite speciale Elvis Presley e Cristian Ciccone. Sono stati presentati anche la mostra fotografica della fotografa emergente Maria Roselli e il libro Legionario in Algeria di Sebastiano Veneziano. Molti i tecnici del settore, dalle Ozzani per Mediaset alle telecamere della Rai. Da Gianni Vitale, DJ producer, reduce dalla tournée con Madonna, al famosissimo hairstyle Gibian. Non presente per impegni lavorativi, ma sostenitore del laboratorio, il grande Gianni Milano ha presentato la serata l'attore showman Manuel Manima. Il laboratorio sorge dall'idea di unire arte ed artisti all'imprenditoria e svilupparne sinergie per la promozione di entrambi. In rappresentanza dell'imprenditoria è stato presente il ristorante Pane e Salame di Milano, che ha fornito il cibo tipico regionale piacentino e i prodotti provenienti dalla Calabria forniti dal consorzio calabrese, e la cantina di Franciacorta per il vino spumante. Lo scopo del laboratorio è di raccogliere fondi per lo sviluppo dei progetti che gli artisti invieranno e che saranno selezionati da una giuria tecnica del settore per poi essere prodotti dal laboratorio. Per maggiori informazioni www.cinzevenezianocommunication.com. TG Flash C'est la Vie termina qui. Io vi ringrazio per averci seguito e vi do l'appuntamento alla prossima settimana. Se volete continuare a seguirci potete farlo sul nostro sito www.onechannel.it. Arrivederci. You ready? Questo programma è stato offerto da Cariba, la regina dei bagni.